Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Ben trovato, direttore. Grazie a Giulio Cesare Carnelli anche per le successive e sempre ottime scelte musicali che ascolteremo in mattinata, e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7:32, martedì 18 luglio e come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così vedete cosa va in onda in formato estremamente asciugato in questa estate torrida. Il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani su Giorgia Meloni che commenta la guerra in Ucraina. Il grano come arma da parte di Putin è un'offesa all'umanità, dice il premier italiana. La Casa Bianca osserva da Mosca una mossa irresponsabile, pericolosa. Biden vedrà Zuppi, il presidente della conferenza episcopale italiana, in missione per conto del Papa sul fronte della pace tra Russia e Ucraina e nel mondo. Dopo aver visto Zelensky, dopo essere stato in Russia, Zuppi vede il presidente degli Stati Uniti. Stoltenberg, il segretario dell'Alleanza Atlantica della NATO, osserva dall'Italia un contributo chiave alla NATO, appunto, all'Alleanza Atlantica. E sull'Ucraina Mosca fa sapere, notizia della notte, 4:45, rispetteremo gli obblighi contrattuali sul grano. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani, aerei da guerra statunitensi in Medio Oriente contro il sequestro delle navi nel Golfo, la mossa americana dopo il blitz iraniano. Tornando alle cose domestiche, Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, si pronuncia contro Salvini sulla lotta all'evasione, non significa perseguitare. Pagine di giornali e pagine di giornali su questo tema. Ci sarà anche una novità sulla questione della strage di Erba sul Corriere della Sera, ma lo vediamo tra poco. E intanto a Torre del Greco 25 indagati per il crollo della palazzina. Il programma di Filippo Facci non andrà in onda, questa è la decisione della RAI. Flash mob a Montecitorio con Boldrini e l'associazione Differenza Donna in piazza contro le sentenze sessiste. E poi l'estate degli italiani, le città col bollino rosso e tutto il resto. L'agenzia ANSA non brilla, secondo me, continuo a ripeterlo perché eravamo abituati comunque a uno standard di leggibilità, non brilla affatto per chiarezza. Diamo uno sguardo anche all'ADN Kronos, l'apertura è sul caldo, d'estate fa caldo, a volte fa molto caldo come capita in questo periodo. Caterina Caselli smentisce la fake news, non è morta. Ho accertato, anzi dice di se stessa, che non sono morta. L'accertamento è andato a buon fine, con esito positivo, diciamo, è viva. In Ucraina, la Casa Bianca si pronuncia sull'Ucraina. Kiev colpisce la Crimea, lo può fare, è un suo territorio. La Russia interrompe l'accordo sul grano e gli Stati Uniti parlano di decisione irresponsabile. Così come Giorgia Meloni, lo stop della Russia, prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri. Il messo così, il testo fa oscenamente pena, comunque il concetto è questo qui: stop Russia, prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri. Cioè dare uno stop alla Russia è la prova di chi è amico o nemico dei paesi poveri, sarebbe questa la lettura corretta della frase. Balneari, via libera del Consiglio dei Ministri alla mappatura dei beni in concessione, e poi urla a un papà: dammi la bambina, paura in pieno centro a Imperia. La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti. Mondiale tuffi Rai, commenti sessisti e bufera sui telecronisti, scrive ancora l'agenzia ADN Kronos. L'amministratore delegato della Rai, Sergio, ha chiesto al direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi, che faccia immediatamente rientrare dal Giappone un telecronista e un commentatore tecnico che si sono lasciati andare a dei commenti sessisti paurosi. La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, perché in relazione ai mondiali di nuoto di Fukuoka 2023 hanno espresso commenti sessisti e battute volgari andate in onda durante la telecronaca della finale del trampolino femminile sincronizzato.
I due hanno effettivamente esagerato. Fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano. Le olandesi sono grosse, come la nostra Vittorioso, la truffatrice italiana romana. È grande, ma tanto a letto sono tutte alte uguali. Questa si chiama Harper, è suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa, si tocca e si pizzica. Si la do, e questo è il vantaggio: gli uomini devono studiare 7 note musicali e le donne soltanto 3. Si la do. Io sapevo che continuava si la do sol sol fa. Sulla vicenda si esprime anche il ministro dello sport Abodi. Ho letto più che aver ascoltato e visto è giusta la decisione della RAI. Penso sia bene ascoltare. Sui principi e sui valori di rispetto nei confronti delle persone sono abbastanza fermo, senza essere un integralista, dice il ministro. Mentre l'inflazione frena a giugno, più 6,4% su base annua, capirai che frenata, l'Istat conferma il rallentamento in corso nella nota sui prezzi al consumo dell'Istituto Centrale di Statistica. Detto questo, adesso andiamo a vedere un attimo soltanto, vi chiedo scusa, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi e un attimo che smanettiamo sul computer, come si suol dire, un attimo soltanto. Vi chiedo un attimo di pausa perché dobbiamo fare una piccola operazione, quella di portarci, cioè nella nostra edicola. Eccola qui. E adesso cominciamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di stamani, partendo come al solito, per come ce le fornisce la nostra edicola clericale, da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Putin ferma il grano, è l'argomento d'apertura. Alla fine la Russia ha scelto di far saltare il banco. Nella notte le dichiarazioni russe: rispetteremo i contratti. Comunque il no di Mosca al rinnovo dell'accordo sull'esportazione di cereali ucraini, rischio di penuria. Il cardinale Zuppi va oggi in missione a Washington e incontra il presidente degli Stati Uniti Biden. Le Nazioni Unite lanciano l'allarme: messe a rischio milioni di vite, ma il leader turco Erdogan resta ottimista, troveranno un accordo. Di spalla c'è il commento principale, l'editoriale di Marco Iasevoli sulla Tunisia e sul patto discutibile. Larghe intese del cinismo, quelle con Tunisi. Caldo e siccità, negli ospedali arriva il codice calore. Il Ministero della Salute introduce il codice calore nei pronto soccorso, oltre al codice bianco, giallo, verde, rosso, e attiva ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno. Riattivate anche le unità mobili dell'era Covid per favorire l'assistenza domiciliare. In primo piano invece ancora su Avvenire c'è la questione del condono, dopo che il capo della Lega Salvini ha evocato ipotesi di condoni tombali, riprese anche dal ministro di Forza Italia Pichetto. Il direttore delle entrate Ruffini prova a fissare una linea rossa: combattere l'evasione, dice ottimamente il direttore dell'Agenzia delle Entrate, e ineccepibilmente e molto da par suo, è un atto di giustizia verso chi paga. In Consiglio dei Ministri la Premier prova a uscire dalle polemiche sull'associazione esterna alle mafie, chiedendo al ministro Nordio un decreto che dia l'autentica interpretazione a una sentenza della Cassazione che rivede il concetto di criminalità organizzata. Domani, tra le tensioni, le commemorazioni per Borsellino. Anche qui in prima pagina si affaccia la questione dei 2 telecronisti sessisti ai mondiali di nuoto, e la RAI li riporta a Roma. Infine, sempre dalla prima pagina di Avvenire, l'intesa con Tunisi al test delle tutele. Cosa significa? Nonostante l'imprevedibilità del presidente tunisino Kais Saied e le perplessità sulla gestione dei flussi che suscita l'accordo appena raggiunto, la nuova missione del tridente europeo Meloni, von der Leyen, Rutte ha portato i frutti sperati dai protagonisti, con la firma del memorandum d'intesa tra Unione Europea e paese nordafricano. Lo schema del documento è stato rivendicato dalla Premier come un inedito modello di partenariato per il Maghreb e per l'Africa tutta, scrive Avvenire. Il test delle tutele non ho capito cosa sia, per cui vediamo a pagina 5 se capiamo cosa significa. I timori sui diritti umani, il nodo ratifica. Il team Europe, von der Leyen, Meloni, Rutte, incassa il memorandum, serve il sì del Consiglio, ma parte sui migranti già in vigore. Fratelli d'Italia esulta, Lega fredda, critiche da PD e da 5 Stelle, scrive
Avvenire. Subito garanzie per i migranti subsahariani, dice il responsabile dell'ufficio immigrazione della Caritas, Oliviero Forti. L'intesa non è un modello, occorre rivedere il Trattato di Dublino. Con ciò lasciamo la prima pagina di Avvenire e andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera. In apertura, Putin che si vendica, basta grano, il mondo in allarme, l'ONU dice pagheranno i milioni e Zuppi vola a Washington. La foto di prima pagina però è tutta per la capitana anti-Salvini, Carola Rackete, l'ex capitana dell'organizzazione non governativa Sea-Watch, che nel 2019 attraccò a Lampedusa disobbedendo al divieto di Salvini, si candiderà alle europee, alle prossime elezioni per il Parlamento europeo con il partito tedesco della sinistra Die Linke, scrive il Corriere della Sera in prima pagina, appunto. In taglio alto i ministri che si dividono sulla pace fiscale. Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, prende decisamente le distanze dall'idea di una pace fiscale lanciata da Matteo Salvini. Il contrasto all'evasione, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, è un fatto di giustizia nei confronti di quanti pagano le tasse, e anche i ministri si dividono sulla proposta leghista. Poi c'è la bellissima notizia che l'inflazione è soltanto al 6,4%, secondo i dati Istat riferiti a giugno. E ancora dal primo piano del Corriere della Sera, il caldo tropicale in oltre 20 città, le regole per gli anziani, il rogo a Catania, aeroporto chiuso, trasferiti i voli. Lo zar e la mossa per arginare i falchi di Mosca, lo scenario tracciato da Marco Imarisio per quanto concerne la Russia. Putin ha di nuovo bisogno di mostrare i muscoli per allentare la pressione degli ultranazionalisti sulla conduzione della guerra. E poi c'è la novità sulla strage di Erba di cui vi dicevo prima, per quanto confinata nelle pagine interne, e è la storia di cui ci eravamo già occupati, del magistrato che vuole riaprire il caso della strage di Erba. Finisce lui sotto accusa, un procedimento disciplinare per il magistrato Tarfusser. Sotto procedimento disciplinare non per la fondatezza o meno della messa in dubbio degli ergastoli per la strage di Erba, ma per il modo di farlo, disciplinato o no da un regolamento, scrive Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera di oggi. Un'altra azione disciplinare raggiunge un magistrato milanese, ma stavolta non è azionata dal ministro della giustizia, come per gli arresti domiciliari al russo Artem Us in attesa di estradizione. Bensì stavolta l'azione disciplinare scaturisce da una denuncia fatta dalla dirigente della Procura Generale di Milano per un conflitto insorto con un suo magistrato, cioè la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, procuratrice capo della Procura Generale, ha denunciato un magistrato del suo ufficio, Cuno Tarfusser, che ritiene errore giudiziario l'ergastolo ai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. E così la competente Procura Generale della Cassazione ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Tarfusser, contestandogli, sulla scia di quanto lamentato dal suo capo, Francesca Nanni, procuratore generale appunto a Milano, di aver violato i doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio quando il 31 marzo scorso Tarfusser depositò di propria iniziativa in cancelleria alla Procura Generale di Milano la richiesta di revisione della condanna definitiva dei due ergastolani in palese violazione del documento organizzativo dell'Ufficio di Procura Generale di Milano, che assegna all'Avvocato Generale e al Procuratore Generale, che in caso di dissenso ha l'ultima parola, la facoltà di richiedere la revisione di sentenze, qualora sopravvengano nuove prove dell'innocenza. Il sostituto procuratore generale di Milano Tarfusser è disciplinarmente accusato di avere, senza delega del capo, cioè la dottoressa Nanni, per mesi tenuto contatti con i difensori di Olindo e Rosa, Fabio Schembri e Paolo Sevesi, e da essi ricevuto consulenze scientifiche sulle asserite nuove prove a favore dei coniugi Romano Bazzi, sulla cui base Tarfus era poi iscritto e depositato a Nanni per il successivo inoltro alla Corte d'Appello di Brescia, finora non avvenuto, una richiesta di revisione degli ergastoli inflitti alla coppia per il quadruplice omicidio nel 2006 del bimbo di 2 anni Youssef Marzouk e di sua madre Raffaella Castagna, sua nonna Paola Galli, la vicina di casa Valeria Cherubini, il tentato omicidio di Mario Frigerio. Cuno Tarfusser, ex procuratore di Bolzano,
poi fino al 2018 giudice e vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'Aia, è stato interrogato a Roma nel disciplinare dal sostituto procuratore generale di Cassazione Simone Perelli, di fronte al quale Tarfus era ritenuto di rivendicare, scrive il Corriere della Sera, la propria imparzialità nell'accertare anche possibili circostanze a favore degli imputati e l'assurdità, a suo avviso, di far dipendere dall'interpretazione di un regolamento interno la sorte di due ergastolani da egli ritenuti innocenti. Osservazione che deve a sua volta confrontarsi però con esigenze di omogeneità. Pena uno scenario, scrive Luigi Ferrarella, nel quale ogni legale, ogni avvocato andrebbe a cercare con il lanternino un procuratore generale convinto dell'erroneità di condanne definitive e disposto a chiederne la revisione, cioè una specie di mezzo cretino, insomma, no? L'avvocato dei due condannati ha trovato il cretino che gli ha dato ragione. Al procuratore generale di Cassazione, che dovrà decidere se farlo processare o no dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, Tarfusser sostiene che il regolamento interno, che indica competenti i due vertici di una procura generale, sarebbe pensato per i casi ordinari, cioè quelli in cui a chiedere la revisione del processo è il difensore del condannato, e non per l'inedito caso di una revisione chiesta di iniziativa da un singolo magistrato della procura generale. E così Tarfusser ribalta sul procuratore generale capo Nanni l'accusa di non averla informata e afferma invece di averle chiesto in una mail il 24 marzo un incontro per parlarle di una cosa delicata e urgente, al quale la procuratrice Nanni non ha risposto. In più, per spiegare al procuratore generale di Cassazione l'urgenza di depositare la richiesta entro il 31 marzo scorso, pensate che il 31 marzo ha depositato questo atto il sostituto procuratore generale e ancora è fermo lì. Lui giustamente osserva, ma è più importante discutere di un regolamento interno o della sorte di due condannati all'ergastolo che rischiano di essere innocenti, secondo il mio punto di vista, che non è il punto di vista di un passante, ma di un magistrato con una certa quale esperienza, per usare un eufemismo. In ogni caso, dunque, per spiegare al procuratore generale di Cassazione l'urgenza di depositare la sua richiesta entro il 31 marzo, Tarfusser non nasconde il riverbero del processo mediatico sul processo vero perché motiva di aver voluto evitare che la Procura Generale milanese sembrasse muoversi solo dopo la spinta dello speciale delle Iene che era stato annunciato per il 2 aprile. Cioè, Tarfusser dice: l'ho depositata la mia richiesta il 31 marzo perché sapevo che le Iene avrebbero fatto uno speciale il 2 aprile e non volevo far sembrare che la Procura Generale si muovesse dopo una trasmissione televisiva. La procuratrice generale Nanni controbatte che la mail inviatale da Tarfusser non conteneva alcun riferimento specifico alla strage di Erba. Tarfusser controlamenta di non essere neppure stato richiamato da lei al telefono in quei 7 giorni, ma Nanni gli rimprovera di aver lavorato mesi senza dirle nulla. Intanto, dal 31 marzo è evidente che la mancata trasmissione a Brescia non è una tacita stasi, ma una precisa scelta del procuratore generale Francesca Nanni, la quale, in assenza di formale richiesta di revisione da parte, come di solito accade, dei difensori di Olindo e Rosa, come di solito accade non vuol dire niente, perché la legge stabilisce che i titolari della richiesta di revisione possono essere gli avvocati difensori, ma anche il procuratore generale, in questo caso il sostituto. La procuratrice generale invece dice: siccome la richiesta non è difensori, non è ammissibile trasmettere Tarfusser a Brescia quale atto della procura generale scritto a titolo personale da Tarfusser. Nella sostanza siamo davanti nel quale si ragiona così: chi se ne frega se è fondato o meno il ricorso, è decidere in base a tutto al regolamento interno chi doveva farlo. Il procuratore generale avrà modo, credo, di spiegare le sue. Con ciò lasciamo la pagina dedicata alla giustizia, ce n'è subito sotto, c'è un altro articolo però che riguarda il figlio di La Russa. La difesa di Leonardo La Russa precisa: abbiamo subito consegnato la famosa SIM, ma i pubblici ce l'hanno restituita. La scheda telefonica è intestata allo studio legale del Presidente del Senato. Detto questo, torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, soltanto per lasciarla e per andare a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio,
che apre su Marina chiara guerra ai pubblici ministeri, da un Berlusconi, anzi da un B punto a un'altra, Pizzini. Pizzini sarebbe la lettera chiarissima, adesso avrà tutti i torti Marina Berlusconi, ma ha scritto chiaramente quello che pensa sul giornale. Uno può condividere, non condividere, è un altro discorso, ma un pizzino. Pizzini alla vigilia dell'interrogatorio di Dell'Utri. Ispettori a Firenze, anche Fratelli d'Italia e Lega chiedono a Nordio di colpire chi indaga sulle stragi e Renzi loda l'erede. L'erede sarebbe il premier Giorgia Meloni. Il megacondono invocato da Salvini sarebbe il 14° in 9 mesi, ce ne siamo accorti. Fa infuriare il fisco, imbarazza pure la Lega, ma piace a Pichetto Frattina, hai detto niente. Poi il telefono di Apache, il figlio di La Russa, lo aveva sua madre. Il difensore avvisa i pubblici ministeri. L'avvocato del figlio minore del Presidente del Senato fa sapere che il cellulare fu consegnato dalla mamma che lo deteneva, ma in questura chiariscono che appartiene al ragazzo denunciato per violenza sessuale. Zuppi da Biden per far cadere le accuse a Putin, niente meno, titola il Fatto in prima pagina, cioè il presidente della conferenza episcopale, Zuppi, va da Biden per far cadere le accuse a Putin sulla questione dei bimbi in Russia, portati a forza in Russia. Sayed è il dittatore utile a Meloni e all'Unione Europea in Tunisia, tra i finanziatori di Toti, presidente della Liguria, al porto di Genova, via libera ai veleni per aiutare a Ponte, il grande armatore, tra i finanziatori di Toti. Detto questo, torniamo a Marina Berlusconi, la Marina mercantile, è il titolo dell'editoriale di Marco Travaglio. Scrive il giornale: ieri Marina dice basta. Per Bacco, commenta Travaglio, roba grossa, stiamo parlando di Marina B. Punto, virgola, primogenita del noto pregiudicato da poco scomparso, che manda un messaggio alla Meloni e a chi altri perché, aperte virgolette, riformi la giustizia, chiuse virgolette, e la renda, virgolette, uguali per tutti, virgolette. Prospettiva peraltro agghiacciante per il gruppo, che con una giustizia uguale per tutti sarebbe rovinato da 40 anni. Cioè Travaglio ci sta dicendo che i magistrati hanno avuto un occhio di riguardo per Berlusconi e per il suo gruppo da 40 anni a questa parte. È uno scoop. La signora naturalmente è libera, la signora B. Punto, è libera di dire le scempiaggini che vuole, anche perché a dispetto delle apparenze è molto spiritosa. Ci vuole un bel sense of humor per essere a capo del maggior gruppo editoriale d'Europa e insultare i rari giornalisti che scrivono la verità sulle stragi chiamandoli complici dei PM. Complice in italiano è chi sta coi ladri, tipo i frodatori fiscali. Nella lingua di Arcore, complice è chi sta con le guardie, o per definire delirante l'accusa di mafiosità a uno che si tenne in casa per 2 anni un mafioso travestito da stalliere, quello che accompagnava a scuola Marina e Pier Silvio perché non facessero brutti incontri e che la Cassazione ha accertato aver concluso nel 74 un accordo di interesse reciproco con Cosa Nostra, rappresentata dai boss Bontate e Teresi, altro che non è emerso nulla di nulla. O che i conti Fininvest sono passati per anni al setaccio senza risultato, scrive Marina B. Punto. A parte una mega frode fiscale da 368 milioni di dollari accertata dalla condanna in Cassazione e 3 falsi in bilancio certificati da giudici che hanno dovuto assolvere B. Punto perché si era depenalizzato il reato. O che PM cattivi e giornalisti complici vogliono infliggere al carro estinto la damnatio memoriae, scrive Marina B. Punto. Ma qui c'è un equivoco. La pena della Roma antica, la damnatio memoriae, cancellava ogni traccia di un personaggio, come se non fosse mai esistito. Invece i pubblici ministeri cattivi e i giornalisti complici fanno di tutto per ricordare B. Punto per quello che era. Un frodatore, finanziatore della mafia, corruttore seriale. Se non lo fosse stato, la Marina non sarebbe presidente della Mondadori, scippata al legittimo proprietario De Benedetti da una sentenza comprata dagli avvocati di B. Punto con soldi di B. Punto, che dovette poi pagare $500 milioni di danni. L'unica damnatio memoriae, conclude Travaglio, è quella imposta dai giornalisti complici dello scippatore, tipo quelli di Canale 5 che linciarono il giudice Mesiano per porto abusivo di calzini turchesi, che consente alla presidentessa della Refurtiva di pontificare come se nulla fosse e di trovare addirittura qualcuno che la stia a sentire. Forza Italia attende con ansia le letterine di Marina e Pier Silvio,
che decidono perfino chi deve succedere a Papi in Senato. La Repubblica del banana finirà solo quando tal Marina dirà basta e tutti risponderanno in coro chi se ne frega. Con ciò lasciamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere appunto Il Giornale che ospitava ieri la lettera di Marina B. come scrive Travaglio. È guerra sulla pace fiscale, l'apertura di oggi, la proposta di Salvini fa infuriare i tifosi delle tasse. Sulla pace fiscale botta e risposta a distanza fra il direttore dell'Agenzia Entrate Ruffini e il ministro Salvini. Ruffini manda un messaggio neanche troppo velato al ministro leghista. Il contrasto all'evasione, dice il direttore dell'Agenzia delle Entrate, non è volontà di perseguitare qualcuno. Replica Salvini, penso a chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle completamente. Intanto sulla Tunisia, motovedette, droni, rimpatri dei tunisini dall'Europa e dei subsahariani dalla Tunisia. Ecco cosa prevede il patto firmato a Tunisi domenica. Nel frattempo speronava navi, aiutava gli scappisti, ora Carola Rackete vuole l'Europarlamento, candidata con la sinistra di Die Linke in Germania. Se ne occupa, pagina 9, Fausto Biloslavo. Carola Rackete, l'eroina del mondo alla rovescia di sinistra e radical chic nostrano, ha gettato definitivamente la maschera. Da intrepida paladina dei migranti che sfida i cattivi come Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, ma non si sporca le mani con la politica, adesso si candida al Parlamento europeo con Die Linke, la sinistra dura e pura tedesca, erede del Partito Comunista della Germania Est, e gli stessi che aiutano e finanziano le ONG del mare. A Strasburgo tremano più per il ridicolo della novella Giovanna d'Arco dell'ONG europarlamentare che per la pericolosità dell'ex capitana. Dopo le ONG, la tedesca si è distinta nella protesta degli ultraambientalisti. Il suo programma tagliare i già pochi fondi dell'Agenzia europea che difende le frontiere. In primo piano c'è anche la RAI che cancella Facci, rimuosso anche il maestro Veronesi, quello che ha visto la Bohème Bendato. A sinistra censura è fatta, tagliati il giornalista e il direttore d'orchestra ribelle. Da Giubilei a Venezi il tribunale morale non perdona. Mentre sessismo, volgarità, la RAI punisce i telecronisti del nuoto e stavolta fa molto bene, scrive Tony Damascelli, perché quei due hanno fatto commenti incivili in diretta. Giorgia Meloni tende le mani ai magistrati, bisogna salvare le inchieste di mafia, ha annunciato un decreto legge per fare chiarezza. Pagina 5, il racconto di Adalberto Signore, mano tesa alle toghe antimafia, un segnale in vista del corteo a Palermo e poi vedremo meglio di che cosa si tratta. Intanto, sempre dal primo piano del giornale, Marcello Pera, la politica sta con Marina Berlusconi, la lettera pone dubbi sacrosanti, il sistema giustizia è malato, la lettera di Marina B. Infine lasciamo il giornale, andiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Ecco Resto Giulio, del facciamo solo Carlino. 30 secondi di stacco. Vai. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Eccoci qua con la prima pagina del quotidiano nazionale, lockdown da caldo, unità mobili in stile Covid, codice calore in ospedale, il Ministero della Salute vara le misure anti-emergenza caldo. Ora è scontro sul condono fiscale, Ruffini contro Salvini, Forza Italia si schiera con la Lega, sulla giustizia intervista all'ex deputato antimafia Granata, sogno una destra legalitaria. Europee si studia di abbassare lo sbarramento al 3%. Lega di lotta e di governo. Le mosse del Carroccio, il titolo dell'editoriale firmato da Lorenzo Castellani e poi il sessismo sistematico, come ci vedono gli inglesi. Pezzo di Chiara Di Clemente. Il Guardian, autorevole quotidiano inglese, non ha dubbi, gli scandali di violenza sessuale in Italia svelano un sessismo profondamente radicato. Dal Giorno al Mattino di Napoli, quotidiano napoletano, adesso lo vediamo, spero, apre la sua prima pagina con
I ricoveri in aumento a Napoli per il caldo, temperature oltre i 40 gradi, nei pronto soccorso scatta il piano Caronte, previsto un codice ad hoc, scrive il quotidiano napoletano. L'inflazione che va giù è allarme grano e poi mafia, un decreto del governo per salvare i processi a rischio, perché l'interpretazione di una sentenza della Cassazione del 2022 potrebbe mettere a rischio i processi di mafia, lasciando impuniti delitti gravi di cui non emerge nettamente il collegamento con la criminalità organizzata. Di fatto, secondo Meloni, legando le mani a chi combatte le cosche e mettendo in forse procedimenti per reati gravissimi. Insomma, si recupera così il fronte della magistratura antimafia, si occhieggia, diciamo così, ai magistrati in questo caso. Di che cosa si tratta? Nessuna esitazione, nessun passo indietro, scrive il Mattino a pagina 7, nella lotta alla mafia, governo Meloni in prima fila. Questo è il messaggio che il Premier scandirà forte domani, quando sarà a Palermo per la commemorazione del giudice Paolo Borsellino, che a suo tempo fu simpatizzante del Movimento Sociale, nel 31esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. È anche il senso di un passaggio dell'intervento al Consiglio dei Ministri di ieri di Giorgia Meloni, nel quale la Presidente ha annunciato un decreto di prossima approvazione per prevenire potenziali effetti dirompenti che una sentenza della Corte di Cassazione rischia di far cadere su decine di processi intentati alla criminalità organizzata. Di fatto, secondo Meloni, legando le mani a chi combatte le cosche e mettendo in forse procedimenti per reati gravissimi. Di cosa si tratta? Il verdetto è stato emesso dalla Cassazione l'anno scorso, cioè è già passato un anno, non se ne è accorto nessuno. E secondo l'opinione di molti, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex magistrato Alfredo Mantovano, fino alla Procura Nazionale Antiterrorismo, scrive il Mattino, e le associazioni antimafia, pur limitandosi a intervenire sul regime delle intercettazioni, questa sentenza di Cassazione finirebbe di fatto per riscrivere il concetto stesso di criminalità organizzata, che verrebbe reso applicabile alle sole fattispecie associative, comuni e non, mentre sarebbero esclusi dal perimetro mafioso i reati compiuti singolarmente, anche se commessi per favorire gruppi criminali organizzati. In altre parole, ha detto Meloni e i suoi ministri, un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o per agevolare un'associazione criminale non sarebbe più un delitto di mafia. Una complessa inversione di rotta che minerebbe molto del lavoro fatto in questi anni. Verrebbe a cadere tutto il materiale probatorio acquisito sulla base dell'interpretazione precedente che consentiva l'utilizzo degli strumenti previsti per la lotta alla criminalità organizzata anche in assenza della contestazione del reato associativo. Questo perché, anche se la sentenza ha per oggetto il regime delle intercettazioni ambientali, si stabiliscono principi di carattere generale con ricadute molto pesanti. Per il governo, dunque, si è reso urgente intervenire. L'idea è di farlo attraverso un decreto legge, una norma di interpretazione autentica che chiarisca cosa debba intendersi per reati di criminalità organizzata e che eviti un effetto a cascata sui processi in corso. L'annuncio sembra anche rappresentare una risposta a chi nei giorni scorsi aveva paventato un disimpegno del governo nella lotta alla mafia. Insomma, qualche topo di biblioteca ha recuperato questa sentenza per consentire al governo di dire: non è vero che noi siamo contro la mafia, guardate qua che bella roba che vi facciamo adesso. Mentre lasciamo la prima pagina del Mattino di Napoli per andare a dare un'occhiata anche al Tempo di Roma, la sinistra vuole più tasse, altro che pace fiscale. Reazioni scomposte di PD e 5 Stelle alla proposta di Salvini di aiutare i contribuenti. Beppe Grillo inventa una gabella per i beni di lusso perché inquinano troppo, ma il governo non molla gli evasori. Nel 2022 numeri da record, recuperati 20 miliardi. Nel 2022 abbiamo votato a fine settembre, quindi evitiamo di esagerare. Comunque il ministro delle infrastrutture e vice premier Salvini propone la pace fiscale per andare incontro a chi non riesce a far fronte ai pagamenti delle tasse. PD e 5 Stelle parlano di assist agli evasori, trascurando il fatto che la proposta riguarda cifre entro i 30.000 euro di debiti. E ancora in primo piano lo sfogo di Marina Berlusconi, mio padre perseguitato anche da morte. Un'altra notizia che va molto forte, la speronatrice Carola Rackete, quella che appunto disobbedì a Salvini per portare gli immigrati in Italia, si candida alle europee con Die Linke, la sinistra tedesca, lo stop all'export di grano ucraino. Ma lasciamo il tempo e andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica.
L'apertura è dedicata al caldo record, il pianeta è in ginocchio e profetizza, pontifica da par suo Michele Serra, le destre sono sorde al grido d'allarme che viene fuori dal caldo, il caldo di questi giorni, record, ha messo il pianeta in ginocchio, le destre sono sorde a questo grido d'allarme della terra che implora, salvami uomo. La pace vaticana alla Casa Bianca, Biden incontra il cardinale Zuppi, Putin blocca l'accordo sul grano, il governo è diviso sul fisco e nell'inchiesta su Berlusconi Forza Italia contro i PM. La figlia Marina parla di un perseguitato, poi c'è il salario minimo, oggi le opposizioni unite contro il colpo di spugna dell'esecutivo. Dell'Utri e Silvio hanno dei destini legati, ha scoperto Lirio Abate e lo racconta oggi in prima pagina su Repubblica. I due sono amici, se non lo sapevate, erano amici, visto che uno dei due non c'è più. Cercasi docenti nella scuola, ancora vacanti 30.000 cattedre. E Ezio Mauro che continua a occuparsi di Mussolini. Per affinità, diciamo così, elettive, sempre dalla prima pagina ma della consorella, per parte di Loggia, La Stampa di Torino, pagare le tasse è giusto, replica da par suo Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate a Salvini, e poi lancia l'allarme. L'Agenzia delle Entrate ha organici insufficienti. E sempre dal primo piano della Stampa, Ellis Line, in Romagna un dramma post-alluvione, Meloni è sparita dopo la passerella. Dice Ellis Line contro Giorgia Meloni. Ambulatori sempre aperti, c'è il piano contro il caldo, Caronte, e poi io, Obama, vi dico basta proibire i libri di neri e LGBTQ+. Ai bibliotecari americani impegnati e laboriosi. In qualsiasi democrazia il libero scambio di idee è un elemento importante. Scrive Barack Obama e riporta la Stampa. Dal primo piano della Stampa ancora, Rai, un tuffo nella vergogna. Ai mondiali di nuoto le frasi sessiste e razziste di telecronisti subito richiamati in Italia. Cavernicoli al microfono, commenta Giulia Zonca. Linda Laura Sabadini, il cattivismo contagioso. E poi dal grano ai ponti la guerra si fa più sporca, il commento di Domenico Quirico e Stefano Stefanini, e Marina la Caimana che scende in campo, commentata dall'ex direttrice del Secolo d'Italia, il quotidiano del Movimento Sociale, Flavia Perina, poi diventata finiana e poi compagna. Il buongiorno di Mattia Feltri, Viva la democrazia, dove ci porta? La più appassionante disputa della politica moderna dopo quella fra Bismarck e Guglielmo II, Urca ha studiato questo qui, vive un nuovo elettrizzante capitolo. Carola Rackete si candida al Parlamento europeo e Matteo Salvini la sfida con la sciabola del XXI secolo, Twitter. Dallo speronare motovedette italiane alla candidatura per Bruxelles è un attimo. Auguri, viva la democrazia, scrive il ministro Salvini a 4 anni dall'inizio della belligeranza, quando la comandante Rackete condusse nel porto di Lampedusa la nave Sea-Watch 3 carica di migranti, forzando il posto di blocco predisposto da Salvini per difendere i sacri confini. La comandante fu arrestata con l'accusa di resistenza a una nave da guerra e tentato naufragio. Roba forte alla Salgari, ma la Cassazione riconobbe che Rackete aveva rispettato la legge del mare, agito in stato di necessità e in adempimento del dovere. Non uno speronamento, non nel senso piratesco a cui allude Salvini, il quale però non la manda giù e sentì il dovere patriottico di dire alla rivale tutto quello che pensava di lei, sbruffoncella, ricca tedesca fuori legge e così via. Sicché Rackete contò di farsi giustizia per via ordinaria, con una querela per diffamazione, dalla quale Salvini scampò con gli straordinari poteri di parlamentare, appellandosi all'insindacabilità, riconosciuta dai colleghi senatori in un'interpretazione dell'istituto molto benevola ed estensiva. E ancora oggi, con tale eroica protezione e dunque con disponibilità di armi un po' impari, Salvini continua a picchiare spensierato. Anche solo per questo mi auguro che Rackete venga eletta e poi l'immunità lessicale l'avrà pure lei. Viva la democrazia, scrive Mattia Feltri. Beh, ognuno si augura e gode come può. Dalla Stampa passiamo alla Verità. E la Verità apre la sua prima pagina con
il girotondo dei mostri del Covid ai vertici della sanità. Sempre da par suo Mario Giordano, liberi da Brusaferro e Locatelli, ma incombe la minaccia. Bassetti, il genovese, Schillaci doveva cacciarli, non l'ha fatto, lasciando che il mandato dei capi di ISS, CSS, Istituto Superiore Sanità e Comitato Scientifico Sanità bla bla bla, scadesse, però al posto di uno di loro ora potrebbe nominare la virostar genovese Bassetti, che insulta tutti e non ne azzecca una. Caro ministro Schillaci, ci pensi bene, ammonisce Giordano. Poi la lettera di Marina Berlusconi commentata da Maurizio Belpietro, l'unica vera soluzione, i magistrati siano responsabili civilmente. È difficile dare torto a Marina Berlusconi, che ieri con una lettera al giornale ha denunciato un accanimento giudiziario nei confronti di suo padre anche dopo la morte. I magistrati lo hanno indagato per 30 anni, sottoponendolo a 35 processi e ottenendo contro di lui una sola condanna. Dei 40 capi di imputazione contestati, uno è rimasto in piedi, riconosciuto da sentenza definitiva: frode fiscale. Tralascio i dubbi sulla condanna, le polemiche che ne sono seguite, mi fermo a rilevare che in 30 anni Berlusconi ha avuto 9 assoluzioni, 7 prescrizioni, 2 amnistie. Qualcuno dirà che sul risultato ha influito il fatto che Berlusconi fosse presidente del Consiglio e qualche volta abbia tentato, magari riuscendovi, di sottrarsi, scrive Maurizio Belpietro, a un pronunciamento sfavorevole con una legge ad personam. Di lui si è detto e scritto che invece di difendersi nei processi si sia difeso dai processi. Per quanto mi riguarda si è trattato di illegittima difesa contro indagini strampalate. Morale della favola, per farla corta, sostiene Belpietro, l'unica riforma utile è: chi sbaglia paga. Lo sfogo di Marina Berlusconi contro le indagini post mortem sul Cavaliere è sacrosanto, ma per tagliare le unghie ai pubblici ministeri d'assalto non serve la separazione delle carriere, è necessario invece ripristinare la responsabilità civile dei magistrati, scrive il direttore della Verità. A centropagina: così si smontano le balle degli eco-imbecilli, i picchi di calore ci sono sempre stati, scrive Paolo Del Debbio, e poi secondo uomo si stringe il cerchio sul DJ Tommy, il caso di La Russa Junior. Stefano Graziosi sulla Russia che interrompe l'accordo sul grano, si rischiano altri rincari, mentre per Francesco Borgonovo la vera posta in gioco è diventata la Crimea. L'Ucraina sta pianificando le purghe dai russi in Crimea, mentre a chiudere la prima pagina della Verità le ingiustizie dell'uomo che per i giudici è donna, dalle quote rosa allo sport, i guasti della sentenza. La sentenza che permette di cambiare sesso senza operazioni o cure ormonali stravolgerà gli equilibri in molti settori. Quote rosa, pensioni, sanità, carceri, sport. Chiude Francesco Bonazzi, la prima pagina della Verità, con l'alluvione dell'Emilia Romagna prevista 12 anni fa, ma la regione non fece nulla. 3 mesi fa l'alluvione disastrosa. Bonaccini parla di evento imprevedibile. Oggi anche Elly Schlein si lamenta, dice che la Meloni è andata a fare passerella e basta, ma lei era vicepresidente della regione Emilia Romagna. 12 anni fa, in un'interrogazione di Forza Italia in regione, si era previsto quel che sarebbe successo a causa della mancata manutenzione. Fiume per fiume. L'alluvione prevista 12 anni fa, la regione Bonaccini-Schlein non ha fatto nulla. Il quotidiano Libero, andiamo a vederlo subito, mette ovviamente in prima pagina Carola Rackete, la capitana che speronava Salvini. Ci mancava soltanto Carola, eurodeputata, scrive Fausto Cariotti, ma il titolo d'apertura è La Rai si arrende. Comanda il Soviet. Filippo Facci silurato. Il programma del giornalista di Libero salta prima di cominciare. Altro che rivoluzione. La TV di Stato resterà sempre un feudo rosso, scrive Giovanni Sallusti. Lo zio Alessandro invece è autore e direttore di Libero, è autore dell'articolo di fondo, la redazione più pazza del mondo. Oggi è il compleanno di Libero, quotidiano nato 23 anni fa da un'intuizione un po' folle di Vittorio Feltri, che si era stufato di essere solo un grande giornalista o direttore per conto terzi. Quando allora gli chiesi che giornale avesse in testa, la sua risposta fu netta: penso a un giornale che venda copie, quello bello lo facciamo poi. E così andò, tra alti e bassi. Facebook sarebbe arrivato 4 anni dopo, un lasso di tempo sufficiente perché Libero diventasse il social cartaceo
di un centrodestra orfano di portavoce. Abbiamo combattuto la seconda guerra berlusconiana, 2000-2011, la prima fu quella del 94, ma non c'eravamo. Abbiamo fatto la traversata del deserto da Monti a Conte via Renzi. E ora siamo di nuovo in prima linea a sostenere il governo Meloni. Ne abbiamo date e prese senza mai un vanto o un lamento, scrive Sallusti. Rispetto a quel luglio dell'anno 2000 il mondo è cambiato, siamo invecchiati e si vede e si sente. Ma Libero no, è sempre stato quella roba lì, certe volte irriverente, spregiudicato, mai noioso o scontato. Per i non addetti ai lavori, la notizia è che da 10 mesi a questa parte Libero è l'unico quotidiano italiano in costante crescita e quando diciamo l'unico intendiamo l'unico. Il merito? Avete presente il film L'aereo più pazzo del mondo? Quell'equipaggio strampalato è molto simile alla nostra redazione, che dal comandante compreso in giù è la redazione più pazza del mondo. Talmente pazza e incosciente da resistere alle intemperie e agli imprevisti, perché così l'ha scelta il fondatore a sua immagine. Ecco, ieri la nostra giovane segretaria, Francesca, che si aspetta ancora un po', partorisce in redazione, ha pensato bene di far arrivare una torta di 2 piani brandizzata Libero. Pur sollecitato, Vittorio Feltri si è rifiutato di partecipare al rito collettivo da protagonista. Odio i compleanni e tagliare le torte mi sta sui coglioni. Tutto nella norma. È da 23 anni che qui si ripete esattamente la stessa scena, ma poi ci siete voi lettori a rimettere le cose a posto. Auguri a noi, soprattutto auguri e grazie a voi, scrive il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. Non massacrate quei telecronisti porcelloni, i commenti osè sul nuoto che hanno riportato a casa i 2 inviati Rai, scrive Daniele Priori. E poi parla Fazzolari, braccio destro del premier Meloni, vi racconto i miei 9 mesi al governo con Giorgia Meloni, pagina 1, pagina 2. Con questa opposizione andremo avanti a lungo. Dice il sottosegretario Fazzolari, fedelissimo di Giorgia Meloni. Siamo tra i più virtuosi nel gestire lo stato di avanzamento PNRR. In Europa però c'è chi tifa contro. Con Borsellino, noi non prendiamo lezioni di lotta alla mafia. Non esiste una forza politica che ha contrastato la mafia con la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e Fratelli d'Italia. Con questo governo sono stati arrestati diversi boss ricercati da anni. E quanto a Gentiloni, il commissario europeo, ostile, più che fare un rimprovero a Gentiloni, rilevo un'anomalia, quella di un commissario che si sente ogni volta in dovere di fare il controcanto al governo italiano con dichiarazioni che mettono in difficoltà la nazione. Viva Elli, dice ancora Fazzolari, un PD così spostato a sinistra non potrà mai essere un partito maggioritario con chance di governo. In questa fase storica, egoisticamente parlando, direi che questa guida PD a noi conviene, quindi lunga vita a questo PD, alla Schlein e a questa sinistra, dice il sottosegretario Fazzolari a Libero. Libero che si chiude con la villa di George Clooney in affitto per 30.000 euro al giorno, l'attore tradisce Como e va in Francia e Vittorio Feltri che si occupa della tragedia di Milano. Quando è il nonno a finire al rogo, tutti se ne fregano. Perdonatemi se insisto, qualcuno dovrà farlo. Realizziamo campagne di sensibilizzazione per i diritti delle donne e degli omosessuali. Marciamo contro violenza di genere, omofobia, ci indigniamo davanti a una pacca sul sedere, un fischio, però dei diritti e della condizione degli anziani nel nostro paese, dove di anno in anno aumentano, non si occupa nessuno, regna l'indifferenza in questo ambito e quando un vecchio viene ammazzato o si leva di mezzo sembra che sia un bene, una pensione in meno da pagare. Nella notte tra il 6 e il 7 luglio sono morti arrostiti in un rogo, intossicati a causa dei fumi, nel peggior modo possibile, 6 anziani che risiedevano nella casa di riposo per coniugi di Via dei 500 a Milano, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Il commento poi volta a pagina 21. Altri 160 ospiti della struttura, di cui 81 ricoverati in ospedale, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco, altrimenti sarebbero andati incontro alla medesima fine, carbonizzati. La RSA in questione è di proprietà del Comune di Milano, gestita dalla cooperativa Proges. C'è un'indagine in corso. Le ipotesi di reato: omicidio, lesioni colpose plurime, incendio. Tra gli indagati il direttore welfare del Comune, Michele Petrelli, e il responsabile area residenzialità anziani, persone disabili, Guido Gandino. Certo, gli incidenti possono accadere, tuttavia, scrive
Vittorio Feltri, è doveroso chiedersi se questa tragedia avrebbe potuto essere evitata. Cosa non ha funzionato? Gli impianti di sicurezza erano a norma, incluso la rilevazione fumo? Sembra di no. Nella stanza da cui ha preso origine l'incendio erano presenti materiali che non si dovevano trovare lì. Per di più, 4 mesi prima stava per accadere quanto è avvenuto a luglio, eppure in quel caso i rilevatori di fumo erano rimasti spenti. Non era scattato l'allarme. Per quale ragione, nonostante il precedente, non è stato compiuto nulla affinché non si presentasse mai più una situazione simile? Il sindaco, Peppe Sala, ha affermato che se ci saranno responsabilità, chi ha sbagliato, compreso il comune, dovrà pagare, e ha aggiunto che per gli interventi di manutenzione della RSA divorata dalle fiamme, l'amministrazione comunale aveva aperto un bando. L'anno scorso addirittura. Sala specifica che i tempi della pubblica amministrazione non sono veloci e strutture che meritano interventi di manutenzione straordinaria sono tantissime in tutta Italia. Queste considerazioni però non sono valide e scusanti, non ci convincono. Sta di fatto che 6 anziani hanno perso la vita bruciati vivi o avvelenati dal fumo. Era noto che nella casa di riposo comunale non solo gli impianti di rilevazione erano fuori uso, ma altresì c'era già stato un pericolo di incendio. Possiamo concludere che questo evento terribile poteva e doveva essere evitato, eppure è stata più forte l'indifferenza che imperversa, conclude Vittorio Feltri, nei confronti degli anziani, ritenuti cittadini di serie B, un peso sociale, una zavorra, un impedimento, un rifiuto, qualcosa da dimenticare, da sistemare in un angolo e poi lasciare appassire. Qualche anno addietro fu proposto perfino di togliere loro il diritto di voto, quindi il diritto ad essere rappresentati e a esistere. Siamo di fronte a un problema culturale, la cultura ageista che discrimina chi è canuto. Quale futuro per una società che maltratta i nonni? Scrive Feltri. Detto ciò, noi andiamo a vedere adesso anche la prima pagina del Quotidiano di Sicilia. Qui l'apertura di oggi è sul lavoro. La Sicilia non va in gol, è il programma Occupazione e Lavoro, solo il 15,6% ha trovato occupazione. PNRR, il programma di politica attiva è un flop, mai avviate le altre 2 misure sui corsi di formazione. Andiamo benissimo in Sicilia. Ai sindaci inefficienti invece suppliscono i cittadini, osserva il direttore Carlo Alberto Tregua. In Italia ci sono 7.901 sindaci di città. La cittadina che ha meno abitanti, Mortenone in Lombardia, Morterone, con appena 30 abitanti, l'impegno di qualunque sindaco è molto forte perché l'amministrazione è complessa. Ai sindaci inefficienti suppliscono i cittadini molto spesso, cosa peraltro non istituzionalmente sana. Mentre è stato approvato il piano antincendio boschivo in Sicilia, e questa è una notizia, per quanto concerne invece la questione dei fondi PNRR falliti, sostanzialmente a pagina 7 c'è l'approfondimento dell'inchiesta del Quotidiano di Sicilia. I fondi sono quelli appunto del PNRR. La misura di politica attiva doveva stimolare l'occupazione, il programma si chiama GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, e è fallito. Soltanto il 15,6% dei fondi è andato a buon fine, cioè ha creato qualche forma di occupazione. È il peggior dato a livello italiano, quello siciliano. Andiamo a vedere intanto anche la prima pagina del quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, il Domani, che apre con aggiornamenti sull'inchiesta Santanchè, a firma di Vittorio Malaguti e Giovanni Tizian. Per Santanchè c'è il soccorso nero, i nuovi soci della sua società, Visibilia, sono vicini a Fratelli d'Italia, il che non è molto stupefacente. Comunque la società al centro delle indagini ora è controllata da imprenditori legati al deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, che peraltro è molto vicino anche alla Russa, anzi è imparentato con il La Russa. Un socio compare nelle carte del processo. Mensa dei poveri, scrive il Domani. Dal Domani al Foglio, in primo piano l'articolo di Matteo Mazzuzzi su Pechino, la Cina che decide e Papa Francesco che esegue. La nomina del vescovo di Shanghai mostra tutta la debolezza dell'accordo segreto fra il Vaticano e la Cina. Dopodiché io no pago tasse, scrive Salvatore Merlo, Salvini come il rapper bello figo ha il disco per l'estate, altro che Meloni, siamo tutti Matteo, le tasse non le volemo pagare, scrive Salvatore Merlo, mentre Andrea Marcenaro si occupa di un fattaccio di cronaca terribile, c'è molto più sarcasmo che umorismo nella sua nota di oggi, nella sua Andreas Version.
Sentite un po'. Leggi della sentenza sul femminicidio di Carol Maltesi, noti la disapprovazione, il disgusto e la memoria nel mentre lavora. Lei si chiamava Ori Ansbacher, ebrea israeliana, figlia di un rabbino, aveva 19 anni. Lui Arafat Arbia, giovane palestinese di Ramallah, militante di Hamas, reo confesso di avere aggredito Ori in un bosco, di averla prima stuprata, poi di averle sfregiato il corpo e il viso con un coltello, infine di averla decapitata. Non si sa se è già morta o viva. Adesso si trova in carcere. I giornali italiani non ne parlarono o ne accennarono appena. Notizia terribile. Li si poteva capire. Poi però se ne seppe a sufficienza. Avrebbe forse potuto consolare un fatto. La famiglia del giovane Arafat ricevette da subito, e riceve tuttora dall'OLP, perciò da noi, dall'Europa, decine di migliaia di euro, che a loro modo sono un reddito di palestinanza o di pensione palestinista anticipata, poiché colà chi accoppa un ebreo viene considerato eroe secondo Costituzione. Tanto ieri quanto oggi esiste anche una seconda consolazione, che si trovarono d'amore e d'accordo sull'elargizione del premio ad Arafat sia la popolazione palestinese femminile sia la maschile, così come compatta la loro ferrata elite. Per molte femministe occidentali, anzi moltissime, venne facile, in muto, imbarazzatissimo silenzio, simpatizzare per Arafat, restando nascoste dietro l'angolo del palazzo. 3 anni fa, non un secolo fa, non in un'azione di guerra, non per una revolverata, un colpo di mitra, una coltellata in pancia. È proprio il femminicidio sadico che trova talora la sua giusta causa, scrive Marcenaro. Dopodiché abbiamo un paio di articoli dedicati a Nordio azzurro, escluso dai meloniani, difeso da Forza Italia, e dov'è il vero Nordio? Aveva promesso di cambiare la giustizia, invece la realtà ha fatto cambiare lui, ha fatto in modo di cambiare lui. Lasciamo il Foglio, uno sguardo anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, che proprio su Nordio ha il titolo d'apertura: lotta dura alla mafia, Fratelli d'Italia ora avvisa Nordio, e il Terzo Polo lo arruola. Giorgia Meloni annuncia presto un decreto che definirà meglio i reati dei boss, quello che abbiamo visto prima. E poi, che singolare coincidenza, scrive Tiziana Maiolo sempre sul Dubbio, quell'interrogatorio di Dell'Utri fissato il giorno della strage di Via D'Amelio, in cui fu ucciso Paolo Borsellino con la sua scorta. Un'intervista ad Antonio Tajani: noi siamo con Nordio, serve una profonda riforma della giustizia, e un'altra Sabino Cassese. I giudici, dice il professor Cassese, reclutati dal governo, hanno un ruolo anche politico. Con ciò lasciamo pure il Dubbio, andiamo a Italia Oggi. L'apertura di Italia Oggi è sull'incazzatura di molti sindaci leghisti che non vogliono l'accoglienza diffusa dei migranti e contestano Piantedosi, Zaia e il governo. In Toscana anche quelli del PD sono contrari agli arrivi. È la rivolta dei sindaci sui migranti, cosa non nuova peraltro. Nel tentativo di alleggerire la pressione sugli hub, i centri di raccolta, il ministro dell'Interno Piantedosi, scrive Italia Oggi, ha optato per l'invio di piccoli gruppi di immigrati in varie regioni e comuni, un provvedimento che sta facendo infuriare i leghisti veneti, che contestano anche Zaia, costretti a ospitare gli immigrati, ma anche dal PD voci contrarie. In Toscana, dove è annunciato per esempio l'arrivo da Lampedusa e non solo di 3.000 immigrati, i sindaci sono contrari. Lasciamo la prima pagina di Italia Oggi con, come al solito, il diritto e rovescio, la rubrica del direttore Magnaschi, che sentiremo anche in audio video alla fine della rassegna stampa. Troppo spesso i grandi media e i politici italiani prendono per i fondelli l'opinione pubblica, scrive Magnaschi. Contro questo deplorevole andazzo non si può far nulla, ma almeno è importante scovare questo atteggiamento. Vediamo un fatto recente a mo' di esempio. Venerdì 7 luglio il ministro della giustizia, Nordio, dice che vuol modificare le norme sul concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stesso giorno Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è depositario della linea del governo, dice che questa modifica non è all'ordine del giorno. Martedì 11 Nordio, in un'intervista da una pagina al Corriere della Sera, dice
che non vuole abolire questo reato, ma riscriverlo per dargli chiarezza e forza di legge. E in ogni caso non è all'ordine del giorno. A fine settimana, sabato e domenica 15-16 luglio, l'opposizione strepita contro l'abolizione del concorso, che non è prevista. Lunedì 17, una settimana dopo la prima delle smentite, i media aprono le prime pagine dicendo Meloni blocca Nordio sul concorso esterno. Non è cronaca, ma telenovela. E lo ribadisce anche nell'audio video che sentirete poi. Mentre una cosa curiosa ce la racconta da Berlino Roberto Giardina su Italia Oggi, le piscine come campi di battaglia. Una serie di episodi in cui la polizia intervenuta in forze viene respinta. In Germania, a Berlino, le piscine sono frequentate da gruppi di teppisti e di violenti, spesso figli di immigrati. Non vado in una piscina da 40 anni, ha detto ridendo Olaf Scholz al termine della conferenza stampa alla chiusura del Bundestag e all'inizio delle vacanze, anche per i politici tedeschi. Tra guerra, inflazione, avanzata dell'estrema destra, il cancelliere si è dovuto occupare delle piscine. Poi vedremo il perché tra poco, dopo la pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone africano Caronte arroventa tutta l'Italia e regala bel tempo praticamente ovunque. Nella prima parte della giornata avremo infatti tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni su tutti i settori. Qualche innocuo addensamento solamente sulla Liguria. Nel pomeriggio poi la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, salvo per leggeri disturbi sull'arco alpino di confine, dove potrebbero verificarsi dei piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E prima di dare la linea al direttore, visto che il 18 luglio del 1918 nasceva Nelson Mandela, in carcere per 27 anni in Sudafrica prima di diventarne presidente, ci ascoltiamo proprio la canzone Mandela Day dei Simple Minds.
I Simple Minds con Mandela Day. Esiste anche una versione, una cover eseguita dagli U2, ma questa comunque è l'originale, è sempre molto, molto bella. La linea torna a Giulio Cainarca. Validamente Giulio Cesare Carnelli. Intanto, e grazie Giulio Cesare, intanto abbiamo a che fare con le piscine di Berlino. Per quale motivo? A Berlino fare un tuffo, scrive Roberto Giardina, è diventato un rischio. Le piscine sono invase da giovani violenti che aggrediscono le ragazze, modello la notte di Capodanno famosa, divisi in clan, per etnia, ma non solo. Non è un problema da prendere con leggerezza, ha continuato Scholz. Bisogna intervenire con severità. Il cancelliere federale ha chiesto l'intervento della polizia. Il sindacato di polizia aveva già risposto al borgomastro di Berlino, al sindaco. Non siamo bagnini. Sorvegliano i poliziotti fuori dalle piscine. Quel che accade dentro non riguarda i Polizisten. Io non vado in una piscina a Berlino o in Italia da 10 anni, scrive Giardina, ma non per paura di bagnanti aggressivi. Mi piace nuotare, quelle pubbliche sono troppo affollate. I tedeschi hanno il vizio di nuotare. A Roma, decenni fa, ero riuscito a conquistarmi una corsia nella piscina dell'Eur. A Berlino, la settimana scorsa, hanno chiuso il Columbia Bad nel quartiere di Neukölln, dove alta è la presenza di immigrati. I bagnini si sono arresi, i giovani non obbediscono e si rivoltano con violenza. È stata riaperta per prova lunedì, ma già a giugno in quasi tutte le piscine erano stati chiusi trampolini e scivoli. I ragazzi si tuffavano alla cieca mettendo in pericolo se stessi e gli altri. Negli spogliatoi vengono scassinati gli armadietti per rubare portafogli e abiti, se ne vale la pena. Alcuni bagnanti sono stati costretti a tornare a casa in costume da bagno. È accaduto anche a un mio amico italiano. A Berlino il termometro ha raggiunto domenica 35 gradi. I tedeschi si sentono già nel Sahara. Chiudere le piscine provoca risentimento e razzismo. Dopo 20 anni i socialdemocratici hanno perso il posto di sindaco, passato ai cristiano-democratici. Il nuovo borgomastro, Kai Wegner, annuncia meno tolleranza. In passato si è sbagliato per troppo buonismo. L'estate scorsa 50 poliziotti entrarono al Columbia Bad occupato dai violenti, ma furono affrontati da 250 ragazzi, stranieri e anche tedeschi, e si ritirarono. Non furono presi provvedimenti e in alcune zone della città la polizia preferisce non entrare, come avviene a Parigi o a Stoccolma. Olaf Scholz, racconta ancora Roberto Giardina su Italia Oggi, ha ragione di preoccuparsi. In base ai sondaggi anche lui è a rischio. Tra 2 anni il cancelliere potrebbe essere il cristiano democratico Friedrich Merz. La sua CDU-CSU distacca l'SPD di 9 punti e le piscine fuori controllo, non solo a Berlino, possono far aumentare i voti di AfD, il partito dell'estrema destra. È stato deciso che per entrare in piscina bisogna mostrare un documento di identità. Per i ragazzi basta il tesserino scolastico. Chi si comporta male verrà schedato e punito con l'Eintrittsverbot, il divieto di ingresso, bandito per tutta la stagione. Ma si teme che il provvedimento non basterà. I sociologi denunciano mancata integrazione. Ma di chi è la colpa? Sempre dei berlinesi? I figli vengono in molte famiglie educati a disprezzare la cultura europea. Le piscine pubbliche all'aperto a Berlino sono 14, 37 coperte, 2 riservate ai bambini senza contare le private. Non sono sufficienti. In un giorno al Columbia Bad entrano 8.000 bagnanti, ricorda Giardina. A proposito della rivolta dei sindaci leghisti, Carlo Valentini se ne occupa a pagina 5, non vogliono l'accoglienza diffusa dei migranti e contestano Piantedosi, Zaia e il governo, ma anche in Toscana il PD si oppone al loro arrivo. Nel tentativo di alleggerire la pressione, il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha optato per una sorta di assistenza diffusa, quella che hanno già fatto tantissimi governi anche di sinistra in passato, cioè inviare piccoli gruppi di immigrati in varie regioni e comuni. Il provvedimento sta facendo infuriare i leghisti veneti, costretti ad ospitare gli immigrati mandati da un governo amico. Sulla questione invece dell'abuso d'ufficio e del suo abuso si sofferma Domenico Cacopardo, sempre su Italia Oggi. Come magistrato amministrativo soprattutto, la soluzione si trova nel diritto amministrativo con la ridefinizione del concetto di discrezionalità. Bisogna puntare sul lato amministrativo e sulla sua legittimità. La questione riguarda molti sindaci, adesso non ve la faccio lunga, è a pagina 4. Mentre Max Del Papa, sarà con noi tra poco alle ore 9, si occupa di un'altra spigolatura, diciamo così, di carattere sociopolitico o politico-sociale, come la vogliamo mettere,
o socio-antropologico, la festa dei bimbi che oggi assomiglia a quelle di Alberto Genovese, quello della terrazza Sentimento che è stato condannato a 7 anni di carcere che non farà mai. Bando ai moralismi, scrive Max Del Papa, scorro le cronache giovanili, anzi infantili di oggi e mi sento un fossile. Ricordo le prime festicciole, aranciate e pasticcini, il massimo della trasgressione nel gioco della bottiglia, ma le ragazzine un bacio vero non lo davano mai. Per ballo, la maledetta disco music che lasciava ampie facoltà di fuoriuscita delle rotule, ma mai un lento neanche a pagarlo. Se proprio ce ne scappava uno, il solito improvvido lo faceva saltare dopo mezzo minuto e via di nuovo col tum 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 dei Bee Gees e Donna Summer. Festicciole programmate, fine della scuola, un compleanno. Già San Silvestro diventava problematico perché i genitori dovevano venirti a raccattare a 00:03, come Celentano, e giustamente gli seccava. Anche loro rivendicavano il diritto al trattenimento fantoziano, menù fisso e palloncini agghiaccianti. Le nostre comunque erano a tempo, con l'imbrunire si sbaraccava. Fatti trovare giù alle 7 massimo e quando si scendeva c'era il cellulare, inteso come macchina, che portava via la moccioseria all'ingrosso. Di solito una mamma si sacrificava per 4 famiglie e smistava i pargoli. La sera tutti attaccati al giradischi a sognare il bacetto che non era scattato e già pareva trasgressivo. De profundis per le mie festività. Oggi leggo dal Corriere Fiorentino, ma potrebbe benissimo essere milanese o palermitano, i baccanali dei bambocci assomigliano a quelli di Alberto Genovese, quello di Terrazza Sentimento, condannato a 7 anni che non farà mai. Un parco di superalcolici da fare invidia a un bar della Movida. L'assortimento tossico, chi porta, chi vende, tutti consumano, quindi si passa alle orge in 10-15 su 2 dodicenni che però si fingono più grandi e c'è sempre uno che filma, perché se non la puoi mostrare una mascalzonata non esiste. Dai che ci divertiamo, quelle le sfondiamo, inquadrale bene. I più vecchi hanno sì e no 16 anni. Cos'è successo in un lampo o poco più? È successa la degenerazione di un consumismo passato dalle cose alle suggestioni, alle sensazioni e infine alle depravazioni, le quali, come noto, sono droghe di loro, inducono assuefazione e tolleranza. Più le pratichi e più non ti bastano e devi trovare sempre qualcosa di più estremo. Nella totale assenza di senso della realtà, scrive ancora Del Papa, qualcosa che lascia esterrefatti anche quelle pellacce dei magistrati. Si ha un bel predicare rispetto, vietare le parole, le foto delle ginnaste in spaccata, come proibire le pistole ad acqua per scongiurare le guerre. La verità è che più ci riempiamo di proibizioni paranoiche e più la tenuta sociale della decenza salta come un tappo impazzito. Mancano i modelli sono sconci. Di voci a chiedere un minimo di ritorno all'umanità, nessuna, e attualmente tiene banco una di 18 anni che vuol far la pornostar e dichiara alla zanzara sono una troia ma di merda, che è più degradante. Che campa a fare una se a 18 anni è già ridotta così? Ma è chiaro, per entrare in politica, corrente libertaria e garantista. La politica data per morta ha vinto, conclude il nostro Max Del Papa, ha imposto, lei, il paradigma che sta nel vivere alla grande e nella conseguente impunità. Oggi tutti si percepiscono privilegiati e difendono i figli balordi con le parole dei genitori di potere. È mio figlio, l'ho già interrogato io e ho deciso che è innocente. Tutto a posto, come dicono i disinvolti. Quanto alle vittime, cacciatrici di dote già rotte a 20 anni ad ogni esperienza, spiegano: non ricordo niente, ero strafatta, mi sa che ho fatto una cazzata. Per consolarle, la famiglia le manda a Dubai, ma niente paura. Scatta subito il solidarismo incrociato per vittime e carnefici, peraltro difficili da distinguere, e anche per qualche commentatore coglione. Todo cambia, ma non sbiadisce in me il ricordo delle festicciole all'aranciata e la bottiglia che girava intorno. Intanto 30 anni, a proposito di ricordi, 30 anni ma passati invano, sostiene Claudio Velardi, sempre su Italia Oggi, a proposito della canzone di Giorgio Gaber. Destra, sinistra, concetti ammaccati che però resistono. Da quando Giorgio Gaber con una sola canzone pose fine al secolo delle ideologie. I 30 anni sono passati, ma invano, dice Velardi, che fu a suo tempo lo spin doctor di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi, come molti ricordano. In ogni caso, mise la berlina a destra e a sinistra Gaber, evocando minestrine, reggicalze, mortadelle, karaoke, Doce e Marlboro. Fu la più clamorosa delle pernacchie nei confronti delle resistenti convinzioni fatte di pregiudizi e luoghi comuni
che animavano l'Italia dell'epoca e quella di oggi. Destra e sinistra sono le chiavi di lettura che usiamo per etichettare il prossimo e di conseguenza per approvare, condannare, creare schieramenti, separare amici dai nemici e darci un'identità, che è la vera ossessione che ci perseguita in una società fluida. Infine, vi segnalo su Italia Oggi un altro articolo di un certo interesse, ovvero il pezzo di Dino Panigra, siamo a pagina 10, che ricorda una famosa frase di Bismarck, il quale diceva, il cancelliere Bismarck: quanto meno la gente sa come si confezionano le salsicce e le leggi, tanto meglio dorme. È noto che una delle caratteristiche della Russia è la tendenza al segreto. Il primo che l'ha diagnosticata, a metà Ottocento, è stato il Marquis de Custine, autore di un famoso libro su quel paese. In seguito, sempre riguardo a quella caratteristica, è diventata universalmente famosa la definizione di Winston Churchill, che disse: la Russia è un indovinello avvolto in un mistero all'interno di un enigma. Ovviamente di questo modo di fare stupisce innanzitutto chi, come noi, vive in democrazie in cui risulta difficile tenere un segreto, al punto che spesso quelli che i tedeschi chiamano Prominenten, persone cioè importanti, non riescono a tenere nascosta la loro vita privata e si trovano svergognati in pubblico semplicemente perché sono umani, per peccati veniali che divengono capitali soltanto perché si tratta di loro. Il potere ha sempre una dose di segreto e quella frase di Bismarck, diciamo, coglieva nel segno, no? Quanto meno la gente sa come si confezionano le salsicce e le leggi, tanto meglio dorme, meglio non sapere, e di questo si giova anche il potere, quelli che il nostro maestro Gianfranco Miglio chiamava gli arcana imperi, cioè appunto i segreti del dominio, del potere, del comando. Il potere ha sempre una dimensione segreta. Con ciò lasciamo la prima pagina, anche la prima pagina, il primo piano di Italia Oggi, torniamo brevissimamente al Corriere della Sera, ne sfogliamo le pagine interne insieme. Intanto la prima pagina del Corriere, la seconda, anzi il primissimo piano, si apre sulla Russia, la guerra del grano. Vediamo se ci sono anche novità dal primo piano dell'agenzia ANSA, che adesso compulsiamo rapidamente. Eccola qua, forse ci arriviamo. Sì, la novità è un fatto di cronaca con cui apre adesso l'ANSA. Accaduto a Garbagnate nel Milanese, 2 quindicenni in bici investiti sulle strisce, 1 morto, grave la ragazza. L'autista è un 32enne romeno che si è fermato a prestare soccorso. È risultato positivo all'alcol test e privo della patente, senza patente. E poi l'Italia bollente da nord a sud, 20 città con il bollino rosso. Questo sull'agenzia ANSA. Sull'agenzia di N. Kronos vediamo se ci sono novità per quanto concerne il capitolo Russia-Ucraina. Anche qui però c'è l'apertura su Garbagnate, ubriaco su furgone, investe e uccide un quindicenne in bici, ubriaco e senza patente. Oggi caldo record, la giornata più terribile, quella di oggi, ma anche domani, fino a 47 gradi in alcune parti d'Italia. E sulla questione del grano c'è la parola di Giorgia Meloni, lo stop alla Russia è la prova di chi è amico o nemico. Comunque torniamo, dicevamo, al primo piano del Corriere della Sera, oltre alla questione russa. C'è Meloni a cena da Stoltenberg, Alleanza Atlantica, e il presidente Lula che dice basta soldi per la guerra. E poi Salvini che spinge sulla pace fiscale, ma il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini fa muro, bisogna combattere gli evasori. Sarebbe utile all'erario, sottolinea Salvini. Dice quell'altro e bisogna avere rispetto per chi paga. Una stucchevolissima contrapposizione sul tema delle tasse. Sulle tasse non si può mollare, dice il manager, cioè il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il quale si sente sotto assedio. Sostegno a lui da parte dei ministri Zangrillo e del vice ministro Leo, la scelta di non andare all'audizione in Parlamento, eccetera, eccetera. Soprattutto, eccetera. E poi c'è il capitolo giustizia, bisogna agire sui processi a rischio, ha tirato fuori il coniglio dal cilindro Giorgia Meloni alla fine del Consiglio dei Ministri. Meloni ha annunciato l'approvazione di un decreto per correggere una sentenza della Corte di Cassazione e evitare che gravi reati vadano impuniti. Il ministro Nordio appare dunque sempre più solo perché le parole usate dalla Presidente del Consiglio ricalcano quelle del sottosegretario Mantovano, che aveva smentito 3 giorni fa che il governo volesse modificare il concorso esterno in associazione mafiosa, come lo stesso Nordio aveva più volte dichiarato pubblicamente. Non mi sento affatto solo, proprio per niente, anzi, dice il ministro
Nordio, a chi lo ferma in queste ore: ho ricevuto un sacco di sostegni e di complimenti, ma la solitudine non è sempre un nemico per chi è convinto delle proprie idee. Le battaglie in cui credi, dice Nordio, sono fatte con la miglior compagnia, la tua coscienza. Così scrive il Corriere della Sera. Poi c'è la lettera di Marina Berlusconi che scuote la politica sulle stragi del 93, le reazioni dopo l'affondo contro l'inchiesta sulla Procura di Firenze, tesi infamanti su mio padre, ha scritto Marina Berlusconi. E poi ancora, dal primo piano della politica interna del Corriere della Sera, dalla leader ai parlamentari, la piazza di Fratelli d'Italia per rivendicare il suo legame con Borsellino, il giudice ammazzato a Palermo. Domani a Palermo con Meloni anche San Giuliano e Musumeci, scrive il Corriere della Sera. Mentre ha detto la sua il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura: il CSM non deve essere luogo improprio di rappresentanza politica, ha detto l'avvocato Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM, che ieri ha incontrato i vertici degli uffici giudiziari di Milano nell'ambito del giro con una delegazione di consiglieri per ascoltare le criticità delle varie sedi giudiziarie. Il CSM è un luogo di valori e non di interessi politici, dice il vicepresidente del CSM. Non commentiamo perché non abbiamo voglia di frequentare tribunali con avvocati penalisti in difesa. Intanto, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, c'è il giornalista che si difende per le parole sessiste e razziste pronunciate ai mondiali 2023 di Tuffi. Ma come è potuto succedere? Gli chiede il Corriere a Leonarduzzi, giornalista e telecronista di Rai Sport. Erano tutti fuori onda. Prendo le distanze da tutto quello che è stato captato da un microfono rimasto acceso per esigenze tecniche e lontano 1,5 metri da me. Alcune di queste frasi che mi sono state attribuite non le ho proprio dette. Si sente una parola su 3, si difende il giornalista Leonarduzzi. Non vorrei espormi a una situazione delicata, ma questo voglio dire, sono parole che non mi appartengono, lontane dal mio modo di essere, dalla mia sensibilità. Pronunciate mentre chiacchieravo col collega. Ho riportato una barzelletta sul sì la do mentre c'era il telegiornale. Il microfono deve restare aperto perché devo sentire quando mi ridanno la linea. Avevo allontanato la cuffia. Chiedo scusa certamente, ma ai telespettatori che hanno sentito una battuta che non dovevano sentire. E le battute sono quelle dette appunto dal tizio con l'altro commentatore che hanno storpiato il nome di un atleta italiano. Riccardo diventa Liccaldo, i cinesi direbbero così, e poi fuma sano, fuma bene, fuma solo pakistano, i commenti sulle tuffatrici, le olandesi sono grosse come la nostra, Vittorioso, il riferimento è alla tuffatrice italiana Giulia Vittorioso, è grande, e poi tanto a letto sono tutte alte uguali. E non è finita qui perché prendono di mira la britannica Jasmine Harper, argento con la compagna davanti alle azzurre, per tocchi e pellacani. Questa è suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si tocca, la si pizzica. Il dialogo si chiude in maniera ancora più scadente. Si, la, do. E questo è il vantaggio. Gli uomini devono studiare 7 note, le donne soltanto 3. Battute da bar, si difende il Leonarduzzi. Dopodiché stop a Facci, ora è ufficiale, e lui commenta l'editoriale, lo riscriverei. Sempre sul Corriere della Sera di oggi, sia la mappatura delle spiagge per quanto concerne la questione dei balneari, la capitana anti-Salvini che si candida alle europee e poi appunto il caso della strage di Erba, il magistrato Tarfusser sotto accusa, ma ne abbiamo già dato conto ampiamente prima, cioè bisogna privilegiare il discutere su chi era titolato a rappresentare una richiesta di revisione del processo piuttosto che discutere se quei due lì sono innocenti. Questo è il punto. Nella Repubblica del Cavillo, a dirla perfino eufemisticamente, ad essere fin troppo generosi, prevale il regolamento interno della Procura Generale rispetto alla presunzione di innocenza o comunque al problema dell'innocenza o meno di due condannati
che la Procura Generale è titolata a porre, perché il problema è questo: la Procura Generale può chiedere la revisione del processo, poi come la chieda, in base a quale regolamento interno, è un altro discorso, però il sostituto procuratore generale fa parte dell'ufficio di Procura Generale. Aveva chiesto, dice lui, una settimana prima un incontro con la procuratrice che l'ha denunciato poi per parlarle, non ha ricevuto risposta, i due dicono ma lui non mi ha detto niente perché stava indagando da mesi, vedeva gli avvocati difensori, non mi ha resa partecipe, ed è finita, o comunque sta finendo, con un procedimento disciplinare che presumibilmente avrà tempi lunghi. Intanto sulla ragionevolezza o meno della condanna dei due all'ergastolo, cioè, ne parliamo con calma, ne parleremo con calma, se mai se ne parlerà. Intanto tenta di rapire una bimba, dice è mia, a Imperia, una 19enne ha aggredito i genitori e li ha inseguiti in una farmacia. La coppia sotto shock. Qualcuno la potrebbe definire una tempesta in un bicchiere d'acqua, ma per i genitori di una bambina di 1 anno quel che è accaduto nel centro di Imperia è stato un incubo. I carabinieri hanno fermato una ragazza di 19 anni in stato di alterazione psicofisica che si è avvicinata al passeggino dove si trovava la bambina. L'ha fissata negli occhi e ha ripetuto in maniera sempre più concitata: datemi la bambina. Tutto è successo nel giro di pochi minuti a Oneglia, la zona più moderna della città del Ponente Ligure, sotto gli occhi di diversi testimoni, scrive il Corriere della Sera di stamani. Andiamo a dare un'occhiata velocemente anche alla pagina lombarda del Corriere della Sera, sfogliando per caso anche quella delle lettere, che non sono particolarmente interessanti oggi. Sul dorso economico l'inflazione che scende al 6,4% e tutti festeggiano e stappano champagne, giusto appunto perché costa meno. E per quanto concerne invece la cronaca milanese, sulle residenze sanitarie assistenziali, le RSA e bagarre in comune. Molti dei consiglieri chiedono, specie dall'opposizione, che Sala riferisca sulla tragedia dove sono morti 6 anziani. Tra i 6 indagati per omicidio e incendio colposo nell'inchiesta per i morti della RSA Casa per Coniugi ci sono anche i vertici della cooperativa Proges, la presidente Bolondi, che già era vicepresidente di Lega Coop in Emilia-Romagna, e la vicepresidente Corotti. Ieri intanto è andata in scena la prima vera protesta bipartisan indirizzata al sindaco Beppe Sala, reo di non avere ancora riferito in aula sull'accaduto. Sala ha detto che lo farà dopo i funerali che saranno a carico del comune. A Villa Pizzone invece una molotov contro un abusivo che occupava casa abusivamente, alta tensione in periferia dopo il lancio di molotov e petardi contro la casa occupata Villa Piccione lunedì notte, e gli squatter, gli abusivi, sembrerebbero aver ricevuto il messaggio e abbandonato l'immobile. I 5 fermati per l'attacco hanno tra 18 e 24 anni e vengono dal confinante quartiere di Quarto Oggiaro. Hanno un piccolo pedigree di spaccio e reati di strada, ma non sono emersi contatti con l'estrema destra. La Digos segue con preoccupazione le indagini, scrive il Corriere della Sera in primo piano Ecco sul dorso Giulio, milanese. siamo arrivati alla fine della rassegna stampa, abbiamo giusto il tempo per Pierluigi Magnaschi. Vai. Troppo spesso i media e i politici italiani prendono per i fondelli l'opinione pubblica. Contro questo andazzo non si può fare nulla, ma almeno serve sapere che esiste. Partiamo da un fatto. Venerdì scorso, 7 luglio, il ministro Nordio dice che vuole modificare le norme sul concorso esterno in associazione mafiosa. Lo stesso giorno, immediatamente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è ufficialmente il depositario della linea del governo, precisa che non è all'ordine del giorno tale modifica. Martedì 11, Nordio, in una pagina intera del Corriere della Sera, dice che non vuole abolire tale norma, ma vuole sostituirla con un articolo ben organizzato, anziché con una serie di sentenze che si sono giustapposte malamente. Il fine settimana, nonostante questo, cioè sabato e domenica 15 e 16 luglio, l'opposizione strepita contro l'abolizione del concetto di cui abbiamo parlato. E infine, lunedì 17, cioè una settimana dopo la solenne smentita, i media italiani titolano
la Meloni blocca la abolizione, che poi non era abolizione, dell'associazione mafiosa. Insomma, più che a cronaca stiamo assistendo ad una telenovela. Avete ascoltato